Quali sono gli obiettivi enunciati dal Conalpa durante la conferenza stampa e come pensate di arrivarci? Gli obiettivi sono quelli di evitare che gli alberi della città e dei boschi cittadini si degradano per mancanza di cure e di buona manutenzione, quindi anche di vigilanza che è assente completamente. Quindi il nostro scopo è collaborare con le istituzioni regionali e comunali affinché questo non succeda più. La situazione in atto nella nostra provincia ma anche nella nostra città com'è? La nostra provincia è a Chiazza di Leopardo, ci sono zone della montagna, dei Montesicani che è perfettamente mantenuta, i boschi e i sentieri sono ben mantenuti, i boschi naturali godono ottima salute, e invece quelle agrigentine sono nel degrado più assoluto, perché è pieno di spazzatura, diciamoci chiaro, e gli alberi sono sempre trattati male, capitozzati. Insomma, non ci sono cure ordinarie, non dico straordinaria, manutenzione, ma il minimo indispensabile non c'è. Voi avete scelto di titolare la vostra associazione a Rosario Livatino, per quali motivi, Presidente? Perché Rosario Livatino era stato un cultore dei boschi e della natura. Io ho collaborato con il giudice Livatino e ne so qualcosa in merito, perché lui attenzionava principalmente gli incendi dolosi che si verificavano qua nella giurisdizione della Procura della Repubblica di Agrigento, e ci collaborava parecchio, e lui sentiva ad ogni incendio che bruciava qualcosa nella nostra società, nel nostro ambiente che era completamente desertico, quel poco di boschi che esistono in provincia si bruciavano, quindi era un grave danno dal punto di vista climatico e idrogeologico. Un fatto che ancora purtroppo dopo tanti anni si continua a ripetere in maniera costante, quello degli incendi ovviamente. Sì, il fatto che c'è poca manutenzione, c'è poca attenzione, c'è poca vigilanza, però ci sono dei buoni esempi, dico nella zona montagna, ma anche il Parco Archeologico quest'anno, non solo quest'anno, ha fatto buona manutenzione dei suoi terreni, quindi non si bruciano, quindi i viali parafuoco sono tutti ripuliti, invece tutte le scarpate statale, comunale, non sono per niente ripulite e quindi sono soggette a incendi che si sono verificati regolarmente, come ogni anno. L'anno scorso si sono bruciate 36.000 ettari di bosco in Sicilia, quest'anno siamo sulla buona strada purtroppo, siamo a metà, ancora all'inizio dell'estate, già solo ad Agrigento con 500 ettari tra bosco e campi di grano, insomma, terreni agricoli, ulivi, carrubi, sono stati rasi al suolo completamente dagli incendi, sono in genere. È tutto nero. La scelta di questa location per presentare la vostra